La variante brasiliana rischia di diventare il nuovo mostro di questa crisi in tutta Italia. Lo dico con la preoccupazione per l'Umbria e per il Paese. Lo ha sottolineato la Presidente della Regione Donatella Tesei in Assemblea legislativa, dove ha fatto il punto dell'emergenza Covid anche alla luce delle varianti. Si susseguono notizie, ha detto Tesei, di nuovi focolai all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, nelle Marche in Abruzzo, in Molise, in Toscana, a Messina, mentre l'Alto Adige è in lockdown per 3 settimane. Se sarà così, spero di no, all'Umbria è toccato ad isolare la nuova variante e affrontarla per prima. Sono convinta che anche questa volta noi riusciremo a fronteggiare questa situazione, ma sappiate tutti con assoluta certezza che antepongo a tutto il bene degli umbri, dei cittadini della mia regione, dei giovani che in questo momento continuano veramente a soffrire per una situazione come questa. Cercheremo di far fronte a tutto e di dare le risposte che i nostri cittadini si aspettano e meritano di avere. Grazie. L'Umbria chiede al più presto la fornitura di 50.000 vaccini contro il Covid, ulteriori rispetto al piano. Lo ha detto la Presidente Donatella Tesei annunciando di aver scritto al commissario Domenico Arcuri. È indispensabile che arrivino presto, ha aggiunto, per proteggere quante più categorie a rischio possibile e più velocemente possibile. Tesei ha quindi parlato della distribuzione degli anticorpi monoclonali. Oggi stesso scriverò sempre al commissario Arcuri, ha detto, perché, vista la situazione che stiamo vivendo, possa anticipare per l'Umbria dosi adeguate per cominciare la somministrazione. Non si ferma il trend in crescita dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 513, 13 in più di ieri, 79, 2 in più nelle terapie intensive, emerge dai dati pubblicati sul sito internet della regione. Registrati altri 11 morti, 851, 375 nuovi positivi e 93 guariti, con gli attualmente positivi ora a 7.173, 271 più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 5.047 e i test antigenici 4.468. con un tasso di positività totale del 3,9%, ieri era 8,86 e del 7,4% sui soli molecolari, ieri era 25,1. Sospese fino al 21 febbraio negli ospedali dell'Umbria le attività chirurgiche di ricovero programmate procrastinabili e quelle di specialistica ambulatoriale procrastinabili. Lo hanno comunicato con una lettera ai direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, e il direttore alla salute della regione Umbria, Claudio Dario. La regione ha spiegato che, così come è già avvenuto nella fase 2 dell'ondata pandemica, la risalita della curva dei contagi e la presenza di varianti hanno imposto di adottare una serie di misure per evitare la diffusione del virus negli ospedali e preservare il sistema sanitario. La sospensione delle attività non urgenti è stata quindi decisa al fine del rafforzamento delle misure di prevenzione attualmente in vigore. Inoltre è stato richiesto di chiudere tutti gli accessi agli ospedali consentendo l'ingresso solo dall'entrata principale con sorveglianza e triage, di sospendere le visite ai degenti e limitare l'accesso dei familiari ai soli testati con tampone molecolare negativo, di potenziare le misure di sorveglianza del personale, sottoporre a sorveglianza tutti gli attuali degenti e a tampone molecolare tutti i pazienti d'ingresso come già avviene, da ripetere nei negativi a distanza di 48 ore mantenendo l'isolamento degli ingressi. Nelle strutture residenziali extra-ospedaliere, spiega ancora la Regione, si applicano le stesse misure. Inoltre dovranno essere sospese tutte le visite, salvo autorizzazioni specifiche per i familiari da parte dei direttori sanitari, e comunque potrà essere consentito l'accesso solo a soggetti con tampone molecolare negativo, con l'indicazione di chiare indicazioni di comportamenti per la sicurezza di ospiti e personale da tenere anche al di fuori della struttura. Protesta dei lavoratori della Treofan di Terni, azienda del polo chimico, dopo che la trattativa tra sindacati e il liquidatore dell'azienda di proprietà della Jindal, a 2 giorni dalla conclusione della procedura, ha visto la chiusura verso ogni richiesta di reindustrializzazione del sito. Da giovedì dunque potrebbero partire le lettere di licenziamento per 142 dipendenti. Sindacati di categoria e RSU hanno quindi deciso da oggi l'occupazione dello stabilimento. Una delegazione in serata ha raggiunto intanto lo Stadio Liberati, dove si è giocata la Ternana Casertana, per esporre uno striscione all'interno dell'impianto. Sul posto anche il sindaco Leonardo Latini. È una doccia gelata, ha detto, bisogna stringersi intorno alla fabbrica perché la condotta nei suoi confronti è stata vergognosa. Bene, vedete la persona inquadrata accanto a me è il dottor Antonio Palma. Grazie dottore per la partecipazione. Grazie a lei. Il dottor Palma, se non vado errato e mi aiuti, è medico e fa parte dell'organizzazione ippocrateorg.org, vero?
Sì, io sono coordinatore del servizio di assistenza. Ecco, di che parliamo? Parliamo di Covid, parliamo di malati Covid, parliamo di cure che però vengono fatte a domicilio. E non credo che io dica sbagliato se invito a particolare attenzione i telespettatori e coloro che ci seguono, perché dietro a tutto quello che sta accadendo dal punto di vista sanitario, dietro questa incontenibile pandemia, c'è forse qualche cosa che si poteva fare in più. E mentre prima era di spiccata iniziativa di alcuni medici, adesso c'è questa organizzazione, che non è solo questa evidentemente, di quei medici che non si sono spaventati, che hanno preso la borsetta come si faceva un tempo, magari non il calesse ma l'auto, e si sono recati dai loro pazienti che manifestavano i primi sintomi della malattia da coronavirus. Malattia da coronavirus che, come tutte le malattie, se presa in tempo può anche essere guarita. Poi mi dirà il dottore quanti successi hanno ottenuto. Mi sembrava personalmente, ma la mia cultura medica risale oramai tanti anni fa, quasi impossibile che si potesse pensare di far aspettare a casa un paziente a suon di tachipirina, paracetamolo. Dottore, mentre invece si può fare molto, ma molto di più. Mi faccia il focus lei dopo questo mio preambolo un po' andato così a lume di naso, ecco. No, ma ha detto delle cose giuste. Lo scopo della nostra associazione è quella di prendersi il carico di pazienti che spesso non hanno difficoltà a reperire il medico di base, perché i medici di base sono oberati dal lavoro, quindi hanno tanti pazienti, a volte non riescono a rispondere al telefono, il telefono è sempre occupato e hanno tanti pazienti da seguire. Noi siamo un gruppo di medici che siamo un po' sparsi in tutta Italia, che diamo un supporto a questi medici. I medici di base dovrebbero ringraziarci, anzi qualche volta invece ci contestano il nostro operato, non sono d'accordo sulle nostre linee guida di farmaci che usiamo. La nostra idea è quella che la malattia è una malattia che può essere a volte non grave, quindi soprattutto nei giovani può guarire con pochi o quasi nessun farmaco, ma in altri casi invece può essere grave, e se si interviene in ritardo con i farmaci sbagliati si arriva troppo tardi, si porta a ricovero. Io penso che intervenendo presto con i farmaci giusti, il paziente, gli ospedali dovrebbero essere non così affollati, dovrebbero essere abbastanza vuoti, dovrebbero essere dei posti disponibili, non come ora invece, in cui soprattutto nella prima fase della malattia c'erano le piene, i malati ricoverati nei corridoi. Ora un po' meno. Insomma, in Umbria non è che siamo messi bene. Ogni regione poi ha i suoi problemi, certo. Però intervenendo presto vuol dire al primo giorno di malattia, al secondo giorno di malattia, con i farmaci giusti, si riduce notevolmente la possibilità che il paziente vada a finire in ospedale. Io le posso dare dei numeri. Cioè, io personalmente sono in questo gruppo di assistenza, di teleassistenza. Noi facciamo una telemedicina, quindi arriviamo finché possiamo arrivare, poi a un certo punto dobbiamo dire al paziente: fino qui ti ho seguito, ora devi andare in ospedale, perché abbiamo dei parametri che possiamo seguire a distanza che ci permettono di capire se il paziente può essere seguito ancora a casa o meno. Noi possiamo andare anche a visitare quando sono nel nostro territorio, perché noi lei sta a Milano, se lei segue uno di Crotone, Trapani. Però l'ideale sarebbe avere un medico Ippocrate in ogni città, e questo sarebbe l'ideale. Io ho visitato ieri, sto andando a visitare oggi un paziente con una polmonite, e sono andato a casa a visitarlo, gli ho dato la terapia, e già in 2 giorni questo paziente era febbrile, era sofferente e aveva una saturazione bassa. Con la terapia già dopo 24-36 ore è già migliorato. Quindi io penso che questo paziente io non lo ricovererò in ospedale, lo andrò a visitare ancora, ma spero che possa lui essere trattato a casa come sto facendo attualmente. Quindi, dottore, quanti ne avete perduti? Perché parliamo perduti, guardi, io personalmente morti, intendiamo morti. Sì, io ho un paziente che è deceduto, posso darle anche nome e cognome, ma non glielo dico. Dico che era di Bologna, e questo paziente è stato a casa, ha tergiversato per fare il tampone perché era un po' testone, non voleva farlo perché aveva paura di uscire, stava anche male, aveva 39 di febbre.
E alla fine poi, quando è stato male durante la notte, è stato, la famiglia, la moglie è costretta a chiamare poi il 118, è stato ricoverato, è arrivato tardi, in condizioni gravi, perché a casa non aveva fatto nulla, e poi alla fine dopo forse un mese di ospedale non ce l'ha fatta. Questo è l'unico caso di paziente deceduto. Ricoverati, diciamo, quanti ne ho ricoverati io? Ma ne avevo ricoverati 5, 6. Ma su che numeri? Le dico i numeri. Io personalmente ad oggi avrò, se noi parliamo di schede, no? Perché la segreteria, noi abbiamo una segreteria validissima, dove sono tantissime noi siamo volontari, sia come segreteria che come medici. Noi lavoriamo gratuitamente per il paziente che ha un'assistenza gratuita anche da parte del paziente. Allora, ritornando ai miei numeri, io sono nell'Ippocrate da ottobre, sono nell'Ippocrate da maggio-giugno, quando il dottor Rango, che è il nostro fondatore, che non è neanche medico, no, tra l'altro. Che non è neanche medico, ma ha una grande cultura medica, glielo posso garantire, mi ha invitato a entrare nel direttivo, e poi a novembre mi ha invitato a entrare nell'assistenza medica. Eravamo un gruppo di medici un pochino sparuto ancora all'inizio, poi siamo diventati tanti, per fortuna, perché altrimenti non ce l'avremmo fatta, e lui, bontà sua, mi ha anche nominato coordinatore. Io lo ringrazio ancora. Insomma, io ho un'esperienza di ospedale, ho lavorato per quasi 25 anni in ospedale, io faccio il pediatra, l'esperienza ospedaliera penso che conti molto, perché avere il paziente sempre sott'occhio si manifesta, poi si acquisisce un occhio clinico diverso, certo, che può essere usato anche a distanza con la telemedicina. Quindi, tornando ai numeri, lei mi diceva che i numeri, quindi deceduto 1, ricoveri, ho ricoverato 5 pazienti. Ma perché l'ho ricoverati? Perché sono arrivati tardi. Poi ti ritorno ai numeri, poi le dico anche un caso di 10 minuti fa. 300 schede, noi abbiamo delle schede che la segreteria ci gira, la segreteria riceve centinaia di schede al giorno. Chiaramente a volte sono delle richieste di aiuto o di informazioni abbastanza banali, e le segretarie riescono a rispondere ai pazienti. Quando il caso invece è un caso clinico, lo mettono sulla nostra chat e noi rispondiamo. Ecco, io personalmente avrò risposto in questi 2 mesi e mezzo, 3 mesi ormai, a più di 300 chat, più di 300 post, ma 300 post non sono 300 pazienti, perché ogni post chiamano per il padre, ma poi c'è anche la madre, poi ci sono anche i figli, poi ci sono anche i nonni. Quindi diventa un post, minimo 3, ma anche 6 persone, quindi seguiamo 6 persone in un solo colpo. E quindi i pazienti, allora, moltiplichi 300 per, diciamo, una media di 3-4, sono già più di 1000 pazienti. Di questi 1000 pazienti io ne ho ricoverati 5-6 al massimo, gli altri sono tutti guariti. Qualcuno era giovane, non voglio prendere tutti i meriti, qualcuno era giovane ed è guarito perché doveva guarire. I giovani per fortuna se la cavano, i bambini poi ancora di più. Io faccio il pediatra, bambini con problemi gravi sono rarissimi, bambini con problemi gravi, io per fortuna non li ho avuti, ma sono guariti tutti. Si era sentito parlare della sindrome di Kawasaki, no, dottore? Sì, la Kawasaki è una sindrome che è conosciuta da diversi anni. Ho visto personalmente nella mia esperienza ospedaliera, anche ambulatoriale, ho visto diversi bambini con la Kawasaki, però sono tutti bambini che hanno poi, con le dovute terapie, riescono a guarire. Tornando ai numeri di cui le dicevo, quindi sto seguendo forse 1 migliaio di persone ad oggi, e ricoveri pochissimi. Io ho combattuto fino a 10 minuti fa al telefono con un paziente di Ancona, il quale ha una saturazione di 88, quindi sotto i 94 è molto pericolosa. È un signore di 67 anni, è stato in pronto soccorso dove lo volevano ricoverare, ha rifiutato, si stava curando a casa da solo, perché da solo, con un ossigeno a 3, 4, 5 litri al minuto, ma la saturazione da 88 sale a 90, 92. Io sono stato un quarto d'ora al telefono poco fa e cercando di convincerlo ad andare in ospedale, perché questo paziente rischia la vita. Quindi noi abbiamo anche una funzione del genere, parlare anche con i pazienti quando capiamo che c'è di mezzo la vita di una persona. Questo signore mi ha detto, non mi faccia vedere, questa persona mi ha detto, ma lei mi sta dicendo delle cose, mi mette nel panico. Io gli ho detto, da medico le devo dire col cuore in mano che lei sta rischiando la vita, vada subito in ospedale. Quindi questa è la nostra funzione, convincere a volte dei pazienti testardi a non farsi curare.
Però non è il motivo, non è il nostro scopo preminente. La vostra funzione è quella di curare. Allora, di curare. avete messo a punto un protocollo, quindi in questi ultimi minuti, poi ci risentiremo ancora, dottore, perché siamo già andati, siamo già molto avanti, esatto, quindi le lascio 3-4 minuti per fare un'acrobazia, per raccontarci il protocollo terapeutico, poi ci risentiremo ancora. Vorrei che in qualche maniera questa finestra rimanesse aperta con voi, prego. Certo, ma noi il nostro protocollo terapeutico non lo chiamerei protocollo, diciamo linee guida, le nostre linee guida. Ecco, noi usiamo nel più breve tempo possibile, noi usiamo dei farmaci antinfiammatori e dei farmaci che hanno anche un effetto antivirale. Noi usiamo l'idrossiclorochina quando la possiamo usare, se il paziente la può usare, se il paziente non ha problemi di aritmie e se il paziente non è fabico, nel senso che non è affetto da una malattia che può portare alla distruzione dei globuli rossi, quindi alcuni farmaci sono controindicati, quindi, ma diciamo la cosa più importante è che non abbia aritmie. Poi se è fabico, ma i fabici sono pochi in giro per il mondo, però chiediamo anche questo, e quando lo possiamo usare usiamo questa terapia associata a un antibiotico che è l'azitromicina. Ora molti dicono ma è una forma virale, perché date l'antibiotico? Noi l'antibiotico, questa azitromicina, non la diamo perché pensiamo che venga usato perché faccia la funzione dell'antibiotico, ma perché è un farmaco che è stato scoperto che ha anche dei poteri antivirali, quindi contrastiamo in qualche modo questo farmaco compete sulla recettore cellulare mettendosi al posto del virus, quindi il virus trova il recettore occupato e non entra, quindi non lo usiamo perché ha questa funzione. Molti medici dicono, a volte il medico di base dice ma no, l'antibiotico non serve e lo toglie via. Noi diciamo lasciatelo questo benedetto farmaco, perché ci serve. Con questa associazione di questi due farmaci noi abbiamo già dato ha messo già un buono scudo alla diffusione del virus, e poi usiamo molta anche vitamina C e vitamina D. Noi pensi che tante persone ricoverate, c'è uno studio anche mi pare americano, dove hanno dimostrato che il 95% dei pazienti ricoverati, quindi con problemi gravi, avevano la vitamina D bassissima, perché non la assumevano, perché d'inverno non si prende il sole, perché si sta chiusi in casa. Quindi noi diamo dosi altissime di vitamina D, ma per brevi periodi naturalmente, 6 giorni, 5-6 giorni, e poi proseguiamo con un mantenimento a dosaggi molto più bassi. Quando lei parla di dosi altissime, quante migliaia di unità a questo punto? 50.000 unità al giorno. 50.000 unità al giorno. Quando lei pensa che il fabbisogno per un individuo è 400 unità. Ma noi dobbiamo elevare subito nel plasma il valore della vitamina D, perché se noi diamo le 400 unità al giorno arriveremo al valore terapeutico, ma arriveremo dopo 15-20 giorni, quando ormai i danni sono già avvenuti. Quindi diamo dosi molto alte per avere questo scudo, questa protezione contro quello che poi il virus combina, fa scatenare, entra nelle cellule, si replica e poi parte un processo infiammatorio che una volta che poi è partito è difficilmente controllabile. Poi usiamo il cortisone in una fase successiva, che è un farmaco anche quello di grande aiuto, ma l'idrossiclorochina è un potente antinfiammatorio che è usato anche per altri, anzi è un farmaco che è stato per primo usato per la malaria, in uso da circa 80 anni, però si usa anche nell'artrite reumatoide, che è una malattia su base infiammatoria, quindi blocca l'infiammazione di questi soggetti che hanno questa malattia che si chiama artrite reumatoide, oppure anche nel lupus viene usato, che è un'altra malattia autoimmune, dove si danno degli antinfiammatori per bloccare questa cascata citochinica che una volta che poi parte fa dei danni al polmone, fa dei danni all'intestino, fa dei danni al cuore, fa dei danni al rene. Tutti i sistemi. Coinvolge tutto, perché poi quando parte l'infiammazione colpisce tutto l'organismo. Allora, dottore, tenendo conto del fatto che siamo andati davvero oltre, io le chiedo di darci la sua disponibilità anche nei giorni a venire, perché vorremmo proprio strutturare una trasmissione medica. A questo punto il nostro dottor Salute la faremo a distanza, perché lei è a Milano in Lombardia, noi siamo in Umbria. Se lei ci dice, se si dice d'accordo, noi ci strutturiamo anche per questa opportunità. Sottrae del tempo alla cura dei malati, però,
Io lavoro dalla mattina alle 8 alla sera alle 1:30. Se mi dice così mi sento in colpa, però non vorrei No. questa. La mia era una battuta, ma guardi, il fatto di poter parlare con lei e poter diffondere questo nostro verbo, tra virgolette, serve perché la gente sappia che la gente è il cittadino, ma io spero che anche i medici che non sono su questo avviso, che comincino a ragionare, a pensare. La prossima volta parliamo anche di quello che è il rapporto perché siete medici, non è che siete degli sciamani, ok? No, quindi no. la medicina che praticate è quella medicina che hanno studiato tutti quanti. Sì, farmaci sono di comune utilizzo. Esatto, sicuramente si possono definire farmaci di supporto, perché non esiste un farmaco vero. Volevo dire un'altra cosa che ci tengo a dire. Molti usano la tachipirina pensando che sia una molecola antinfiammatoria, invece non lo è per niente. Quindi, siccome dobbiamo bloccare un processo infiammatorio che è il virus che instaura, la tachipirina non ha un effetto antinfiammatorio, quindi sì, abbassa la febbre, ma non fa altro. Non è un FANS, insomma, per essere chiari. Non è un FANS, non è un antinfiammatorio, sì. Grazie, dottor Antonio Palma, che è il coordinatore a questo punto, no? Si deve dire così, di ippocrateorg.org, che è... Quanti medici siete? Ma siamo circa una quindicina, poi abbiamo dei medici alla finestra, cioè i medici, noi facciamo anche un tirocinio, cioè il medico viene nella chat, vede come lavoriamo, vede i casi che ci vengono proposti e vede la risposta che noi diciamo più esperti diamo, e quando il medico poi prende possesso, si impadronisce delle linee guida dell'uso dei farmaci, dei dosaggi dei farmaci, poi cominciano a entrare attivamente nella chat e ci danno una mano, e abbiamo bisogno di medici che ci diano una mano. Non li mettiamo allo sbaraglio nella chat, gli diamo un processo, un periodo di istruzione, e siamo in contatto continuo perché a volte hanno dei chiarimenti da chiedere, chiamano me, chiamano altri colleghi, ma poi quando sono pronti noi siamo felici di accoglierli, perché le schede aumentano sempre di più e quindi alcune volte non ce la facciamo a rispondere. Ma rispondiamo a tutti. Grazie, ci sentiremo molto presto. Grazie a lei. Arrivederci. Buongiorno. Nuova ondata di maltempo attesa nel fine settimana sull'Umbria, con anche neve a bassa quota. È quanto prevedono le previsioni meteo del Centro Funzionale della Protezione Civile regionale. La perturbazione, che potrebbe appunto provocare nevicate anche in pianura, è attesa tra venerdì e sabato. Intanto il maltempo ha già fatto la sua comparsa sulla regione già durante la giornata di oggi, ma il deciso peggioramento è atteso per domani, quando le temperature minime subiranno un brusco calo. Minime che scenderanno ulteriormente nella giornata di giovedì, quando però le precipitazioni saranno assenti. La Ternana è una macchina da guerra e ne sa qualcosa anche la Casertana, che viene battuta nel posticipo della quarta giornata del girone di ritorno della Serie C Girone C con il punteggio di 5-1. La squadra di mister Lucarelli porta così a 14 i punti di vantaggio sul Bari, quando mancano 14 giornate alla fine del campionato. Inizia bene la Paganese, ma dopo una prima fase di studio i rossoverdi sbloccano il match. È il 27esimo, Furlan è bravo a ribadire in rete una corta respinta di Avella su una conclusione dal limite di Falletti. 4 minuti dopo il raddoppio, a fondo sulla sinistra di Frascatore, cross sul secondo palo per Partipilo che controlla, dribbla e di sinistro batte Avella sul primo palo. Prima dell'intervallo la Casertana accorcia le distanze, Iannarilli sbaglia l'uscita nell'area piccola sul calcio d'angolo e Conate segna senza problemi. Nella ripresa, dal 48esimo, contropiede della Ternana. Raicevic, defilato sulla sinistra, serve in mezzo Falletti che salta l'avversario e pesca sulla corsia destra Partipilo. Per lui controllare il pallone e piazzarlo di sinistro sul secondo palo è un gioco da ragazzi. Al 58esimo, fantastica imbucata di Partipilo per Raicevic che salta Avella e deposita in porta. Poi, a 7 minuti dalla fine, il quinto gol della Ternana. Contropiede perfetto di Partipilo che davanti ad Avella cede il pallone a Peralta, il quale non può sbagliare. È manita. La Ternana sale a 56 punti. Dietro c'è il vuoto. Ternana ha fatto la stessa partita del Palermo e che stanno facendo un po' tutti, cioè quella di partire molto forte all'inizio e giocare ad alta intensità per non farci esprimerci come
come sappiamo. Poi ovviamente alla lunga la pagano, e quando cominciano ad esserci gli spazi noi abbiamo una qualità tale che ci permette di andare poi a vincere le partite e a arrotondare il risultato. Quindi è ovviamente un atteggiamento che ci dobbiamo aspettare oramai in tutte le partite. Qual è stata per lei la chiave della partita? La concretezza. Oggi siamo stati finalmente, forse per la prima volta, concreti, soprattutto nel primo tempo. Le 2 occasioni che abbiamo avuto le abbiamo concretizzate, questo non c'era mai successo onestamente nell'arco di quest'anno, e sicuramente questo ci ha spianato la strada. Da stasera e ogni martedì alle ore 20:45 sulla nostra emittente il nuovo programma dedicato alla Ternana Calcio, al Bar delle Fere, con prestigiosi ospiti, commenti, immagini, anticipazioni, collegamenti, curiosità e tanto altro riguardante il mondo rossoverde. Al Bar delle Fere è condotto da Massimo Minciarelli. In Superlega di volley maschile, la Sir Safety Conad Perugia del presidente Gino Sirci comunica l'acquisto dell'opposto polacco Maciej Musaj, che, terminata la sua esperienza all'Ural Ufa, approda in Umbria per portare il suo contributo alla formazione bianconera in questa seconda parte della stagione. Mancino, classe 94, 2,07 metri. Musaj va ad arricchire la batteria di attaccanti a disposizione di Heinen. Musaj dal 2016 è nel giro della nazionale polacca, allenata proprio da Vitalainen, con la quale nel 2019 ha conquistato la medaglia d'argento nella World Cup. Dopo la straordinaria cavalcata culminata con la storica promozione dello scorso agosto, lo Junior Tennis Perugia è pronto per competere ai massimi livelli nel prossimo campionato nazionale di A1 a squadre. La compagine guidata dal maestro Roberto Tarpani si è guadagnata il diritto a partecipare al massimo torneo nazionale degli affiliati dopo la spettacolare rimonta vincente sul Match Ball Firenze in una giornata davvero difficile da dimenticare. E adesso guarda al grande appuntamento con tanta voglia di ben figurare tra vari circoli che rappresentano davvero il top a livello italiano e tanti campioni pronti a scendere in campo. Consapevole dell'altissimo livello della competizione, il club di via 20 settembre non è rimasto a guardare, tesserando così per il cammino in A1 niente meno che l'argentino Juan Ignacio Londero, numero 81 del ranking mondiale, e già numero 50 come Career AIG ATP. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Nuova perturbazione in arrivo con maltempo diffuso e intenso. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 10 febbraio. Tempo instabile o perturbato al mattino al nord sulla Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge temporali anche intensi. Più asciutto al sud. Al pomeriggio maltempo al nord-est e sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Neve fino a 1000 metri sulle Alpi. Più asciutto su medio-basso Adriatico e sud. In serata e nottata piogge temporali anche intensi si spostano sulle regioni meridionali, mentre al nord avremo un miglioramento del tempo. Neve sull'Appennino in calo fino a 1200-1400 metri. Temperature minime in aumento al nord e in calo al centro-sud, massime in rialzo su regioni adriatiche e sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.